Saranno 90 minuti, forse 120, forse servirà la routine dei rigori. All'Andersen di Sestri Levante si affrontano Don Bosco Spezia e Genovese. La vittoria di stasera vuol dire promozione, la sconfitta a rimanere ancorati per un altro anno in categoria. Il Don Bosco Spezia ne viene da 21 vittorie e 2 sconfitte stagionali con 67 reti e stasera si affiderà al piede di Meruzzi, capocannoniere di questo campionato con 25 gol. La Genovese, dopo la vittoria strappata al Moconesi, approda a questa semifinale con 12 vittorie fuori casa, record assoluto. Neanche al quinto minuto e gli animi si scaldano per un presunto fallo in area spezzina, traversone lungo di Criscuolo, Matezza viene atterrato, il signor Alassi di Imperia dice che si può proseguire. Genovese si fa vedere in avanti, prima Bruzzone dalla destra, tiro cross che sfiora la traversa, brividi. Non passa neanche un minuto, Criscuolo prova la soluzione centrale di Potenza, tutto da dimenticare. Al quarto d'ora rossoneri rispondono, Longhi dalla bandierina, Arpe stacca imperioso di testa ma è fuori misura. Calcio piazzato dai 20 metri, si appresta a battere Bottari, va al tiro, pallone che supera la barriera e l'estremo difensore avversario blocca sicuro. Alla mezz'ora è doccia fredda per i padroni di casa, i genovesi si portano in vantaggio, corner di Tomero e pallone che carambola sui piedi di Criscuolo, che trova il varco, scarica al destro, rotolo impotente, il numero 9 si toglie la maglia e va dai suoi tifosi che lo acclamano. Allo scadere della prima frazione Meruzzi è protagonista con 2 occasioni da gol. Prima una rovesciata che va a cercare l'angolino più lontano ma la sfera finisce di poco a lato. Subito dopo il centravanti rossonero si ripropone, prende la mira, la conclusione termina alta. Leale effettua un cross bellitario dalla destra, quale scavalca il suo marcatore, ci arriva in scivolata e sbaglia così un gol fatto. A pochi secondi dalla ripresa prova il traversone Macor dalla tre quarti, Fiori pasticcia in uscita e rischia troppo. È Bottari ad esibirsi su calcio da fermo, prova la conclusione dritta in porta, al grande riflesso del portiere salva il risultato. È di nuovo Bottari a farsi pericoloso, carica al destro dal limite e impegna Fiori che riesce a neutralizzare. Prima azione firmata genovese nel secondo tempo, Leale carica il tiro ad effetto, centra la porta di Rotoli e segna il raddoppio ospite. Arriva il triplice fischio del direttore di gara, genovesi in promozione, i ragazzi di Mister Gallo sono riusciti nell'impresa, la festa è tutta sul campo e continua negli spogliatoi. Vince 2-0 la Genovese con i gol di Criscuolo e di Leale. Qui in questo stesso campo all'Andersen oggi si laurea in promozione la Genovese, 2 anni fa era stato il Ligorna.